cucina della Frasca Tinat. Aspetta che Abbiamo davanti a noi il matro chef, il maître chef, uno chef di un maître. Dica qualcosa, signor maître. Dov'era la sera del terremoto? ero seduta col mio moroso. Chi era? E cosa facevate? Ci stavamo salutando che lui doveva andare a lavorare. Dove lavorava? Doveva andare col treno, no? Andava a lavorare col treno o lavorava col treno? Andava a lavorare col treno. Dai, E cosa è successo? è successo che è venuto il terremoto e non ho potuto lavorare. E siete scappati fuori di casa? Cosa... Sì, siamo scappati pieni di paura, facevamo un passo avanti, no, a parte gli scherzi, è stato brutto veramente. Faceva un passo avanti e due indietro. Ma Eravamo in 7-8. siete usciti alla prima scossa o... La prima. E quella grossa eravate già fuori quindi? Eravamo già fuori che abbiamo visto cadere un pezzo mica c'è tale colato. Erano ieri. Perché era? Non sai. Un camino, cioè... E un cammino penso su una macchina e niente, paura e dopo siamo andati nel borgo sopra e siamo rimasti lì tutta la notte. Siete riusciti a portare fuori qualcosa dalla casa? Sì, beh, la casa abbiamo lasciato tutto dentro perché la casa non è che ha tutto ossidati, ecco. Avete tirato fuori coperte, un letto, qualcosa, Sì, solo sì, coperte. No, siamo andati in macchina, a dire il vero. E avete dormito fuori, avete acceso dei fuochi, No, era caldo, non era... avete sentito la radio, Sì. Sì, no, a parte la radio si sentivano le sirene delle ambulanze. Sentivano le sirene delle ambulanze e... parlando benissimo. Si sentivano le sirene delle ambulanze. Niente, si sentivano le sirene delle ambulanze e siamo rimasti tutti assieme lì, uno più paura dell'altro. E niente, dopo abbiamo fatto la tenda con tutti, siamo stati in tenda tutta l'estate. Dopo abbiamo fatto un prefabbricato in legno e siamo rimasti lì. E prima del terremoto hai notato robe strane, a parte il caldo? Perché mi hanno detto per esempio che le sorgenti hanno avuto problemi o che gli animali erano nervosi. Vabbè no, quella degli animali sì, avevo sentito più di qualcuno quel giorno che ha detto non giochiamo nelle camperle. I cani, perché qua abbiamo tanti cani. No, dai, bombe. Hai detto che gli animali, insomma, hai sentito Sì, ho parlare di detto che cani. gli animali erano agitati. Voi non avevate cani in casa? Sì, E i tuoi non ti sembra che avessero? più che non sembra non abbiamo fatto caso. Quello che ricordano tutti è il caldo. Il? Caldo. Sì, sì, difatti era caldissimo. Era caldissimo. L'estate l'avete passata a lavorare come al solito, come si poteva? Sì, io sono ritornata a lavorare, Dove lavoravi? lavoravo all'Opera Pia Mm? e niente, ci siamo traslocati a Udine perché là era tutto... Cioè l'Opera Pia è traslocata a Sì. Udine, sì. Casa dello studente per un periodo, dopo in ottobre siamo andati a Castellerio, Opera Pia, e siamo rimasti là un anno circa, se non mi ricordo bene. Dopo siamo ritornati sul Darcetto, L'estate avete dormito in tenda o in casa? Sempre in tenda. sì. Anche se la casa non aveva chissà che, avete comunque dormito... Ma la paura era tanta, era solo mio nonno che dormiva, ha sempre dormito in casa, Mm? che lui non è mai
posto che la casa non aveva fatto danni e continuava a dormire nel suo letto. E poi quando avete deciso di aggiustare la casa? Dio, e la casa la primavera dopo. La primavera dopo. E volontari anche da voi? Stati qualcosa, qualcuno? Io sì, sono stati a aiutare a vendemmiare, alle vendemmie, sono venuti a aiutarci. Cosa avete fatto dell'uva poi? Io non avevamo tanto come adesso, Sì, ma la cantina com'era? No, la cantina era a posto. Quindi siete riusciti a lavorare? Sì, sì, sì. Dopo era... sì, la casa era abbastanza a posto, difatti anche tanta gente del paese aveva portato quello che era riuscita a tirare fuori dalle case, aveva portato qua, aveva portato, la nonna della casa aveva portato le mucche. Mm. Dopo c'è anche, non mi ricordo. E dei movimenti che sono stati poi, tipo le manifestazioni fatte a Tarcento, robe così, ti ricordi qualcosa? No. Del fatto che a Tarcento volevano portare giù tutti a Tarcento? Sì, avevano detto, ma non era facile tirar via la gente da qua. E provare, ci hanno provato però. Sì, hanno provato, però è inutile, tutti avevano l'orto, la campagna, una bestia, una casa rimasta sul pezzo, non era facile portare via, non è stato facile portare giù, qualcuno è andato. E Grado Lignano, qualcuno che conosci è andato? Sì, tante colleghe di lavoro. E quello deve essere stato brutto, eh? E sì, non è stato facile per tutti, ecco, non si sono trovati bene tutti. Qualcuno sì, chi aveva bambini piccoli magari, Era più tranquillo se non altro. sì, era più tranquillo, dormiva più tranquillo, ecco. E a settembre? E a settembre è stata un'altra paura di quello un po'. Mm. Dove eravamo a settembre? Eravamo in macchina e abbiamo visto la strada muoversi, ci siamo fermati ma ormai era finita, ormai avevamo fatto un po' l'abitudine. E cosa è stato per voi settembre? Perché per noi è stato un brutto colpo, perché sembrava il Sì, terremoto stesse che passando, ricominciasse. psicologicamente proprio. È stato... no, ferma. Allora, a settembre, quando è stata la seconda scossa, avevate già cominciato a riparare la casa? Aspetta un momento. Eccoci qua un'altra volta. Allora, adesso mi parli dell'estate. Allora, Prima roba, cosa è successo in agosto? in agosto ci siamo sposati. Sì, mica io e te, tu e No, chi? no, io e Diego. Ci siamo sposati e niente. Così, una roba tranquilla. Sì, sì, tranquilli a casa. Dove siete andati in viaggio di nozze? Sardegna, no, viaggio di nozze, quello era sacro, non si poteva. Ci siamo stati poco, comunque siamo andati. E niente, quando siamo ritornati abbiamo fatto questa casetta in legno, abbiamo finita per novembre. Dove l'avete messa? E sopra qua, Sopra qua cosa sarebbe? dietro la curva, Dietro la curva. Il borgo qui come si chiama? Borgo Klotz, No. via Nimis. Oh, dopo. E quanto era grande sta casetta di legno? E era una bella casetta, no, era venuta bene, l'avevamo fatta proprio bene. L'avete comprata? Ve No, l'ha no, no, andata? abbiamo messa vicino da soli, ci Avete- hanno dato una mano. Vi hanno regalato il legno? No, no, l'abbiamo preso. Quindi avete preso tutto, costruito tutto. Chi vi ha Sì. aiutato alla fine? E mi hanno aiutato i miei,
miei, veniva mio suocero che era rientrato dalla Svizzera a dare una mano e niente, un po' in muro, un po' in legno abbiamo fatto su questa casetta e siamo andati a abitare lì. Chi abitava? Solo tu e Diego? Sì, sì, solo io e Diego. I tuoi dopo sono rimasti qui perché Sì, non loro aveva avevano tanti fatto danni. sempre una uguale in legno nel cortile Mm? e sono stati un anno, dopo sono ritornati in casa. Non avete avuto roulotte, non avete avuto tende. Beh sì, il primo periodo in tenda, Mm. solo a dormire perché doveva mangiare, si combinava in casa, Per fuori e lavarsi, dentro. per Sì, sì, si combinava in gabinetto. casa, sì. Dormire però per essere un po', cioè Mm. per essere tranquilli perché sì, la paura era, si dormiva in tenda. A settembre, quindi quando hai avuto la botta grossa, È ricominciata la paura e niente, e in inverno cosa avete fatto? niente, ormai avevamo la casetta, si andava a lavorare.